No, si vede che sono timidi, c'era The Sound of Osei. Italia, ho lavorato troppo. Andiamo a farci un giro. Andiamo a fare il giro. Wow, non c'è nessuno. Va, c'è niente da vedere. Torno indietro. Torno a casa. Giusto per sentire un po' di Boia, che freddo! Ciao Fulmin! Ma che curve che ho imparato a fare, eh? Non si scherza! Buongiorno l'Italia. Che bene che sto ragazzo a lavorare col climatizzatore, non hai idea. Ho messo l'umidificatore, che pacchia, non l'ho mai avuto neanche a casa. Pensa che per scherzare gli amici dicono che non so più Singano, no, ormai che ho il camper da soli, tra virgolette, no? Però vedi, se ci pensi è stata un'esperienza, diciamo, da provare e basta. Adesso provo altro, cioè a me piace essere vivo, mi piace provarla tutta questa vita che mi è stata data, no? questo tempo, e quindi anche il discorso di girare con un vecchio camper così, no? Proprio all'avventura, allo sbaraglio così, è una cosa che è stata ben vissuta per 3 anni e poi basta, insomma. Adesso faccio altro, adesso semplicemente ho un camper come casa, ma voglio provare altro. Innanzitutto, sempre il pensiero di lavoricchiare, perché insomma io non ho altre entrate, non ho nessuno che mi mantiene, quindi hai capito, l'ufficio era indispensabile, ci voleva, e che razza di ufficio Italia. A proposito di ufficio, cioè io è una cosa che non volevo, ho dovuto prenderlo, il cavalletto per la fotografica, per lavoro, perché ogni tanto faccio anche qualche book fotografico e comunque le foto mi servono per i siti, a volte foto di oggetti da vendere eccetera, e quindi niente, ho dovuto un strafante in più. Vabbè, ho riscelto il manfrotto, pesa 1,5 kg, quindi me lo porterò anche dietro. Ho preso anche uno zaino fotografico per quando appunto vado anche in giro per i cavoli miei, insomma mi può tornare utile anche per gli hobby, no? Metto la macchina, gli obiettivi, il drone, hai capito, tutto quanto, le batterie, tutto bello con i suoi scompartimenti, piccolino, e anche l'attacco per il cavalletto fuori, quindi insomma dai, ti dico che professionalmente parlando non puoi presentarti dai clienti a fare certi lavori con la macchinetta a mano libera. Il problema che ti avevo descritto tempo fa, anni fa, no? Con la Sony RX100 M4 che avevo, era una compatta e io ero felice con quella perché era piccolina, ti stava in tasca e aveva comunque un'eccellente qualità video, faceva video in 4K, hai capito, slow motion e tutto quanto. Però niente, sono andato a presentarmi da un cliente, devo fare un book di un locale e, cioè, le foto sono venute fuori fantastiche, stracontenti, però ragazzo veramente mi ha guardato e mi ha detto ma sei sicuro? Spiegagli te che costava più di una reflex, però così hai capito. Purtroppo, oltre, vabbè, è chiaro, anche sotto molti aspetti c'è anche il cambiamento di qualità, però vedi come nella vita purtroppo, come dico spesso, l'abito fa il monaco, hai capito? Quindi anche nel mondo del lavoro, fotografia, così,
se non ti presenti, infatti io mi devo presentare sempre col Sigma, no? Che è l'obiettivo quello grande, poi casomai lo cambio, metto l'altro, hai capito, fai vedere che hai altri obiettivi, e purtroppo è così, sei una specie di incantatore di serpenti nel mondo del lavoro, no? Però questo è così un po' in tutti i campi, no? Vabbè dai, magari verranno meglio anche i vlog, perché tipo adesso, no, che ho il manfrottino quello piccolino, quello alto cos'è, 15 cm, la fotocamera punta sempre verso l'alto, hai capito, le foto in notturna le faccio sempre da per terra e vabbè dai, vedi che bravo che sono a trovarmi sempre le giustificazioni. Ma sì, perché nella vita è uno strumento valido anche quello, è una sorta di ottimismo, no? Il trovarsi le giustificazioni, perché in fondo cos'è l'ottimismo, no? Della serie. Prendo l'influenza, mi spacco una gamba, cioè la giustificazione, ossia l'ottimismo, vabbè mi riposo, vabbè sono qua in compagnia, vabbè ho i libri, eccetera, eccetera, cioè hai capito? Sto montando i video che abbiamo girato con gli amici, che ovviamente adesso quando guarderai questo video saranno già usciti da un pezzo, no? Quelli che abbiamo fatto al lago del Mis, no? Con Andrea, Marco, Fabio, no? Bellissimi, cioè a me piacciono un casino quei generi di video, sono proprio le puntine vere e proprie, ossia che andiamo a visitare quei posti meno sconosciuti e c'è comunque la battuta, il divertimento, le cose che fai con gli amici, eccetera. Quelli sono i video che piacciono a me. Certo che per quanto io ti dica milioni di volte, ti ripeta sempre che il vlog non è un lavoro, quindi le riprese giustamente le faccio così in velocità perché devo divertirmi, non devo star lì a pensare alle riprese, no? Però ci sono di quegli errori anche molto grossi che faccio nelle riprese che veramente non costerebbe nulla evitarli, capito? Sia come tempo che come fatica, però vedi, continuo a farli perché quando io sono preso in quelle situazioni non penso a niente, cioè proprio vivo il momento proprio così di panza, hai capito? Tipo anche la GoPro, cioè le riprese che fai velocemente mentre cammini con la GoPro, parli eccetera, cioè ok, ho capito che ha una stabilizzazione pazzesca la GoPro 8, no? Però comunque non puoi far così, di prendere a casaccio eccetera, no, ci vuole comunque un po' di mano, di tenerla ferma e di muoverla anche lenta, perché anche se è stabilizzato muovi veloce, uno, hai capito, cioè anch'io quando mi guardo i video dico madonna che schifo di riprese, poi dici peccato perché guarda cosa stavo facendo vedere, hai capito, Italia, porta pazienza. Della GoPro, beh aspetta perché non voglio parlarti di robe tecniche perché è vero sì, come dico sempre, a molti interessano ma a molti non interessano, giustamente. Della GoPro io ce l'ho su col discorso microfono perché sono stati veramente degli stronzetti, ma queste diciamo sono regole di marketing, no? Che adottano anche in tanti altri prodotti, ad castrare certe funzionalità che non sarebbero costate nulla e sarebbero state insomma anche abbastanza dovute. Faccio l'esempio, cacchio, il jack per il microfono, porca miseria, metti un jack microfono e uno ci attacca il microfono che vuole, un microfono wireless, un microfono un Rode piuttosto che quella Bavero eccetera eccetera, capisci? Quindi perché l'hanno fatto questo? Perché ti vendono poi il kit col microfono da vlog della GoPro, maledetti. Idem il Mavic Mini, no? Il drone che ho preso, che tra parentesi, siccome è venuto fuori, no? Che qualcuno mi ha fatto notare che non era la miglior scelta, eccetera. No, attenzione, aspetta che ti parlo con l'aereo che passa. Quel drone non l'ho preso per avere determinati risultati professionali o quant'altro. Io almeno raramente lavoro col drone. Quel drone l'ho preso per me, per divertirmi, per quando vado in giro. Però cosa succede? Avendo già avuto un drone, no? Come tu hai visto. Aereo, muovite, dai cazzo, farai 300-400 all'ora, cosa che vuoi passare? Il drone, niente, è ancora qua. Vabbè, tanto mi senti lo stesso. Il drone non lo usavo mai perché era grande, era pesante, cioè dove te lo porti? Lo usavo sempre fuori dal camper. Il Mavic Mini l'ho scelto solo ed esclusivamente perché è piccolo, mi sta in tasca, mi sta in una borsettina, hai capito? E non pesa nulla. Quindi quello me lo posso portare via veramente sempre, hai capito? Cioè sempre. Quando vado in giro, insomma, a fare le puntine. E comunque, vabbè, tornando al discorso che stavo facendo, che poi ho troncato perché mi piace girare tanto largo nei discorsi, è che al Mini, ad esempio, non gli hanno fatto il Follow Me, che è quella opzione che ti consente di essere seguito dal drone, piuttosto che il fatto di scattare le foto in RAW, che sarebbero praticamente dei negativi digitali che contengono più informazioni, quindi puoi alzare le luci, togliere le ombre eccetera eccetera, hai capito? Questo perché ovviamente
non venderebbero più i modelli superiori, tipo il Mavic Air 2, eccetera, eccetera. Vabbè dai, stamattina non si lavora per la tua felicità, sto montando i video, quelli appunto del lago del Miss, no? Adesso torno, voglio anche finirli, perché ogni volta che esci con gli amici, bellissimo tutto quanto, i video a me, almeno per me, sono epici, nel senso mi piacciono un casino, sono un ricordo fantastico, però cazzo sono tanti, sono veramente tanti, cioè spesso di una giornata di riprese possono venire fuori anche 4 o 5 video, hai capito? Perché si vedono più cose, succedono più cose, si affrontano più discorsi, eccetera eccetera. Già che siamo nell'angolo tecnico, l'angolo tecnico del vlog, ci tenevo a ricordare una cosa che ormai quasi tutti sanno, però insomma è sempre meglio ricordare, del fatto che per fare un video ci vuole molto tempo, cioè non a girarlo, a montarlo, ok? Per carità, come li monto io velocemente, certo ci metto 10 volte meno il tempo che ci mettono altri, però comunque ci vuole molto tempo, in più dopo devi caricarli, fargli la copertina, scrivere i tag, tutte le cose, quindi ci vuole parecchio tempo. Questo per dire che se io metto un video che tipo sono al lago del Miss, ragazzo non mi trovi là, cioè al lago del Miss c'ero 2 settimane fa, una settimana fa, hai capito? Per quello i video nella storia hanno avuto sempre 1 mese, 2 di lasco di tempo, insomma, ecco, adesso siamo più o meno a 1 settimana e mezzo da quando sto registrando sto video, no? Video ne sono stati girati molti meno, però appunto ragazzo devo lavorare, porca miseria. Un'altra cosa, anche se avevo fatto delle puntate, no, sui guadagni di YouTube, ti dico, con YouTube non ci guadagni veramente nulla. Per guadagnarci è vero, sì, puoi tirarti fuori anche uno stipendio, ma devi avere numeri molto 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 alti e fare almeno 3 video alla settimana, hai capito? Quindi per fare numeri così alti devi avere, come io e altri diciamo youtuber famosi ti hanno spiegato, l'abito fa il monaco e quindi purtroppo la cosa che attrae di più la gente è la qualità audio e video, non i contenuti. Tu puoi parlare di Socrate, puoi parlare di scienza, di tecnologia, di tutto quello che vuoi, non conta nulla. L'importante purtroppo sono gli effetti speciali, no? È un po' il bambino che gli piace essere incantato. So che sembra offensivo, però purtroppo è così, ne faccio parte anch'io e quindi ti dico che è così. Quindi per fare 2-3 video alla settimana fatti veramente bene, tu impieghi una quantità di risorse psicofisiche, ossia la fatica e il tempo che ci metti nel fare le cose, pazzesca. Se tu impieghi quelle risorse per un altro lavoro guadagneresti tipo 4-5 volte di più. Diverso è magari chi ha sfondato, allora chi ha 1 milione di iscritti, 2 milioni di iscritti, allora là sì, tutto cambia e lì si prendono dei bei soldini, però è un po', no, come quelle storielle piramidali, no? La maggior parte non ci rientra, per maggior parte dico praticamente tutti, no? Che tra l'altro in questo periodo, per quanto poco potessi prendere, dopo non lo so se gli altri la raccontano giusta, ma a parità di numeri io prendevo molto più di gente che aveva anche più numeri di me, però boh, non lo so. In ogni caso adesso in questo mese ad esempio le entrate di YouTube sono letteralmente dimezzate, cioè sono scese di un 50%, nonostante le visualizzazioni siano sempre quelle e nonostante il numero dei video era sempre quello. Quindi capirai che, ragazzo, cioè, dico a chi pensa di utilizzare YouTube come lavoro, lascia stare, cioè io non ci ho mai minimamente pensato, cioè, mi piacerebbe, ma mai mi sono improntato a tenermelo come lavoro, capisci? Anche perché, fatti furbo, è vero, no, che può essere tutto bello, magari sfondi un pochino, hai più entrate eccetera eccetera, ma chi ti garantisce che YouTube e soprattutto il concetto di monetizzazione dei video continui ancora, cioè per chissà quanti anni? Magari domani cade tutto, basta, mettono loro che incassano loro dalle pubblicità, hai capito? E basta, tu hai perso tutto, hai perso tutte le tue entrate. Quindi come ci insegnano i nonni, imparare sì a fare sempre un po' di tutto, ma con i piedi anche un po' saldi per terra. Quindi io questi piedi li ho appoggiati nel campo dell'informatica, ossia, tu sai, io faccio siti internet tra virgolette,
io resto comunque nel campo dell'informatica, quindi faccio siti internet, poi faccio biglietti da visita, brochure, campagne pubblicitarie, ottimizzazioni SEO, eccetera, 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 tante cose, hai capito? Quindi un giorno, non so, chiude Facebook, non è che io facevo pagine Facebook e campagne Facebook, chi se ne frega se chiude Facebook per me, hai capito? Perché in questo mio mondo lavorativo mi sono aperto varie strade e questa è una cosa che consiglio veramente a tutti per togliersi soprattutto quell'ansia di rimanere a piedi.